Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buon venerdì. Anche oggi vi aggiorneremo su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica, tantissimi collegamenti da tutto il Veneto. Torneremo a parlare dell'allerta furti, fra poco ci collegheremo con Tarzo, una delle comunità più colpite in questi giorni. La nostra Daniela Sizzia sarà con il sindaco Gianangelo Boff per fare il punto di una situazione abbastanza critica, non solo a Tarzo, come vi stiamo raccontando in questa settimana, e ancora a Padova. Torneremo a occuparci del 17enne che a Corfù è precipitato da un balcone. Vi daremo le condizioni, diciamo che le prossime ore saranno cruciali. Parleremo poi di un episodio violento avvenuto a Venezia ieri sera, ci collegheremo con la nostra Ilaria Marchiori. Insomma, tanta carne al fuoco in questo venerdì 18 luglio. Però partiamo dal caso di Alex Marangona, dalla tragedia di Vidor, perché ieri sono stati resi noti gli esiti degli esami tossicologici sul corpo della 25enne di Marcon a un anno dalla tragedia, più di un anno dalla tragedia. Ebbene, c'era l'ayahuasca. Un mix di droghe che gli ha procurato una crisi psicotica fatale. Le prime verità su quella maledetta sera, quando dopo un rito sciamanico Alex Marangon, a 25 anni, è scomparso nel nulla. È la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno. Qualche giorno dopo il corpo del giovane viene ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello. Ad oltre un anno dalla morte del 25enne sono arrivati i tanto attesi esiti degli esami tossicologici. Il ragazzo, che sarebbe caduto dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, aveva nel sangue un mix di droghe, alcune assunte nell'immediatezza di quella sera, altre nei giorni precedenti. Fra queste sono emerse nel sangue tracce delle piante con le quali viene preparata l'ayahuasca, una droga illegale in Italia che dà un effetto psicotropo e allucinogeno. A provocare un esito dirompente anche l'assunzione, da quello che sarebbe emerso, di cocaina e di altre sostanze. Dunque la prima risposta è arrivata. Quella sera l'ayahuasca era presente. Gli esiti di questi esami sono già arrivati in procura. Questi risultati aprono altri scenari. Chi avrebbe dato ad Alex quel mix di droghe? Probabilmente l'effetto causato al giovane è stato più grave che agli altri partecipanti, proprio per l'assunzione anche della cocaina. Alex quella notte, dopo aver preso un cocktail di stupefacenti, è entrato in uno stato di alterazione mentale, tale forse da sconvolgergli la percezione della realtà. Ora sarà la procura a dover decidere i prossimi passi. È rimasto aperto intanto il fascicolo per omicidio volontario. Sarà da capire se l'organizzatore Andrea Zuin e i curanderi saranno considerati responsabili della presenza degli stupefacenti durante il rito sciamanico. Fino ad ora avevano dichiarato che l'ayahuasca non era stata fatta circolare quella notte. Ora la verità è venuta a galla, una verità che lascia aperta ancora molte domande. Perché se Alex ha avuto una crisi talmente grave nessuno lo ha fermato, e perché l'allarme è stato lanciato dopo 3 ore? A queste domande difficilmente si troverà una risposta. Ed è arrivato il nulla osta per il funerale di Gaia De Gaulle, la quindicenne morta martedì pomeriggio a Cesana Beach, travolta da un masso sul quale si stava arrampicando. La magistratura ha dunque concluso gli accertamenti finiti nel fascicolo di indagine aperto per omicidio colposo, per ora senza indagati. La cerimonia funebre si svolgerà lunedì mattina alle 10 nella chiesa arcipretale di Lentiai di Borgo Valbelluna, da dove proseguirà per la cremazione. La famiglia ha reso noto che chi vorrà portare il proprio saluto a Gaia potrà farlo alla casa funeraria Gelisio di Belluno domani e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Quindi i funerali di Gaia De Gaulle sono stati fissati, si svolgeranno a Lentiai lunedì mattina alle 10. Sempre nel bellunese, lutto a Palazzo di Giustizia per la morte di Antonella Coniglio, presidente del Tribunale di Belluno per 2 mandati. Aveva 68 anni ed è stata sopraffatta da un male incurabile scoperto 2 anni fa che l'aveva costretta al pensionamento anticipato
anticipato. La giudice Coniglio era originaria di Palermo, ma da una quarantina d'anni viveva a Belluno, dove aveva sposato il generale dell'aeronautica Carlo Giuliana. Profondo il cordoglio del Tribunale e della Procura della Repubblica, strutture per le quali Antonella Coniglio ha profuso tutto il suo impegno, scongiurandone la chiusura. Fra i messaggi anche quello del presidente della provincia Roberto Padrin. La data del funerale non è stata ancora resa nota. Noi adesso andiamo nel Vicentino per i controlli dei carabinieri che sono avvenuti in zona rossa. È stato arrestato un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti. Controlli nella zona rossa di Vicenza da parte dei carabinieri che in corso San Felice Fortunato hanno arrestato un cittadino tunisino colto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il giovane, controllato a bordo di un'autovettura nell'ambito di un'attività di vigilanza, è stato trovato in possesso di 9 confezioni contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 3 grammi e della somma in contanti di 700 euro ritenuta a provento dell'attività illecita. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato condotto presso le camere di sicurezza, dove è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. In regia Simone Merlo con Fabio Fagliero. Ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori, che si trova a Venezia con Sandro Ponchio per un episodio del quale vi avevamo riferito praticamente in diretta ieri sera nel corso dei nostri telegiornali, un episodio che sta facendo discutere l'intera città. Di che cosa stiamo parlando? Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, un episodio che sta facendo discutere in città tra ovviamente chi si occupa di giustizia, ma anche chi si occupa di difendere turisti ma anche lavoratori. Cosa è successo ieri pomeriggio intorno alle 18:30? C'è stata una rissa nella zona dell'imbarcadero di San Zaccaria di fronte all'hotel Danieli, perché un turista spagnolo sosteneva che gli fosse stato rubato il portafogli che aveva con sé fino a qualche minuto prima. A quel punto la famiglia del turista ha iniziato a guardarsi intorno, hanno visto un uomo sospetto e l'hanno in qualche modo messo all'angolo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma lì si è creato un parapiglia. Nel frattempo sono intervenuti anche alcuni gondolieri. Questo presunto borseggiatore sarebbe stato picchiato, ma ancora è da capire chi avrebbe sferrato il primo colpo, e proprio su questo stanno indagando i carabinieri di Venezia per capire effettivamente che cosa sia accaduto e che cosa sia appunto accaduto, e soprattutto se effettivamente questa persona abbia preso o meno il portafogli del turista. Interpellati i cittadini non distratti attraverso anche la voce di Monica Poli, hanno detto di non conoscere questo borseggiatore. Voi sapete bene che questi cittadini appunto monitorano i borseggiatori e questo non è a loro noto, però questo non significa che non lo sia, ma i carabinieri, ripeto, stanno indagando. A questo proposito è intervenuto anche un sindacalista, Andrea Scarpa, coordinatore della Filt CGIL Venezia, dicendo che non solo i turisti sono appunto vittime di questi episodi, ma come già bene sappiamo anche i dipendenti a servizio di ACTV. Allora sentiamo proprio le sue parole. Io nel frattempo qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Ennesimo episodio di violenza, non solo utenti ma anche i lavoratori sempre più spesso. I problemi vi faremo sentire fra poco, ve le rifaremo sentire le parole di Scarpa. Ecco, siamo pronti adesso, grazie Simone. Ecco, questo Andrea Scarpa della Filt sull'episodio grave avvenuto ieri sera a Venezia, del quale ci ha appena parlato Ilaria Marchiori. Scarpa. Ennesimo episodio di violenza. Non solo utenti, ma anche i lavoratori sempre più spesso vengono colpiti da questi episodi di aggressioni. Non è la prima volta che capita. Servono maggiori politiche di controllo e di prevenzione contro questi tipi di aggressione. Per noi della Filt la sicurezza è un punto fermo e non c'è merce di scambio che noi possiamo contrattare. Si intervenga subito con politiche che vadano a prevenire e a controllo maggiore per la sicurezza di utenti e lavoratori.
Insomma, un caso che interroga anche il sindacato, così come interroga e come il fenomeno al quale stiamo assistendo ormai da settimane, le frane in Cadore che è ostaggio di queste frane e non solo, una situazione che noi stiamo monitorando giorno dopo giorno con la nostra redazione di Belluno. Io vedo pronto da San Vito di Cadore il nostro Fabio Fioravanzi che si trova a San Vito di Cadore, se non erro, Fabio, con Stefano Bozzi. Che aggiornamenti ci puoi portare dal fronte caldo, chiamiamolo così, del Cadore? Buongiorno Fabio. Fabio, mi dicono che non è ancora pronto, allora facciamo... è pronto, adesso mi sente. Fabio Fioravanzi dal fronte caldo del Cadore, quali aggiornamenti ci porti? Meno male che è di nuovo. Fabio, ti senti? Buongiorno. Avete già fatto riprese della... Fabio non ci sente. Fabio, Grazie ci senti? per la linea, siamo a San Vito di Cadore, siamo col vice sindaco del comune, siamo di fronte al municipio, alle nostre spalle c'è la montagna che ha creato i disagi di cui si sa e sotto il municipio, davanti al municipio, la strada statale, la SS51 di Alemagna, che ha avuto delle chiusure necessarie per togliere i detriti e per essere certi che chi ci passa e chi ci sta passando, come vede in questo momento sono tanti, non corresse pericoli. La novità di oggi è un'ora in più di apertura, non si chiude alle 20 ma si chiude alle 21, che mi spiegava ha un'importanza. Certo, naturalmente ha importanza per i molti lavoratori che da San Vito e dai paesi anche del resto della Valle del Boite si recano a Cortina per lavorare e presumibilmente alle 8 di sera magari i negozi, no, chiudono, le attività chiudono e quindi hanno il tempo per tornare a casa senza disagi, senza percorrere quella strada lunghissima che significa Passo Tre Croci, Auronzo e rientrare in centro Cadore, insomma. Ecco, almeno questo è un risultato importante, insomma. Temporaneo ma sempre molto importante. Come sottolineava, oggi c'è abbastanza traffico, è normale, siamo di venerdì, ci sono macchine che si stanno portando in Cadore per fare, proprio nel momento in cui non c'è nessuno, ma neanche a fare apposta, si stanno portando in Cadore per fare il weekend, ma con la stagione che avanza, la notte chiusa, quanto è una difficoltà, quanto è il traffico, quanto è l'importanza, quanto era il traffico notturno? Naturalmente è un problema, no? Si spera temporaneo, ma con gli eventi che ci sono stati a partire dal 14 giugno di fatto, con il primo crollo, no? sulla parete sud-ovest del Marcora che fa parte del gruppo del Sorapis e un successivo crollo il 28 e con i successivi eventi che hanno interessato la statale 51 perché in conseguenza di grossi acquazzoni, no? I grossi acquazzoni hanno movimentato detriti, movimenti franosi e che hanno determinato per la sicurezza della popolazione e di chi transita la chiusura della statale. Devo dire che veramente in tempi velocissimi tutti gli enti interessati si sono veramente fatti in quattro per garantire innanzitutto la sicurezza naturalmente di chi transita e poi anche lo sgombero velocissimo, no, dei detriti. Parliamo di 4-5 colate che in questo mese, insomma l'ultimo è del 12 luglio, della notte del 12 luglio, che ha interessato la statale, addirittura arrivando fino all'alveo del torrente Boite e la cosa ci preoccupava alquanto. Fortunatamente le ditte che sono deputate allo sgombero del materiale sono bravissime perché in tempi veramente eccezionali hanno sgomberato la strada e attualmente stanno mettendo in opera
tutti quegli interventi che al momento si rendono necessari per contenere eventuali nuove colate detritiche. Naturalmente questo significa anche, in accordo con tutti gli enti interessati, aver posizionato, perché l'attenzione chiaramente è un'attenzione nazionale, visto quello che si parla di Cortina e si parla anche delle prossime Olimpiadi, naturalmente l'attenzione è stata nazionale. Già il capo della protezione civile siciliano da Roma è venuto a prendere visione della situazione, ha mandato anche i geologi, non solo quelli locali naturalmente bravissimi, ma anche quelli del centro di Firenze che sono incaricati di monitorare la situazione, e quindi c'è stata la possibilità di posizionare i pluviometri che saranno attivi a breve, e anche un radar che è posizionato esattamente in una situazione sicura, naturalmente sulla strada, posizionata per monitorare in ogni momento la situazione della croda, in modo da eventualmente verificare qualsiasi piccolo distacco. Insomma. Chi gestisce la 51 è l'ANAS. L'ANAS vi ha detto quando si spera, quando potrebbe essere aperta tutta la notte? No, attualmente non abbiamo ancora indicazioni in questo senso, perché io credo che sia importante mettere la sicurezza prima di tutto, dei cittadini che transitano, e la possibilità anche della movimentazione. Noi comunque siamo soddisfatti per tutto quello che è capitato, la grande collaborazione fra tutti gli enti interessati, a cominciare dall'ANAS sicuramente. Grazie allora al vice sindaco per essere stato con noi in questo collegamento. Da San Vito di Cadore è tutto, linea allo studio. Ti ringrazio, grazie Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi da San Vito di Cadore per tutti questi aggiornamenti che non interessano solo alla popolazione locale, ma anche ai tanti turisti che si preparano a un weekend in montagna, in Cadore in particolare. Noi adesso andiamo a Padova, la vedo pronta, andiamo a Tarzo da Daniela Sizia. Ecco Daniela Sizia per parlare di furti. È la notizia che vi abbiamo dato in apertura, la Marca trevigiana senza pace, una delle comunità più interessate, per l'appunto quella di Tarzo, quindi siamo nell'Alta Marca. Daniela Sizia con Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo proprio qui nei pressi della casa dove hanno tentato di entrare, anzi sono entrati in una delle case, hanno tentato di entrare nella casa accanto e hanno fatto ovviamente danni, hanno rotto la vetrata. Questa non è la prima volta, fra l'altro ci raccontava il proprietario, questa è la terza volta che entrano, la paura di trovarseli, perché poi se li è trovati faccia a faccia. Si tratta di 4 nordafricani coperti con dei fazzoletti sul volto, armati di piedi di porco in mano e insomma davvero la paura, ma anche la rabbia. Ci raccontava il proprietario, la rabbia, perché dice qui bisogna cambiare qualcosa, non è possibile che questi possano fare come vogliono, poi vengono catturati, vengono rilasciati poco dopo. Una situazione davvero difficile, ma l'abbiamo raccontata più volte. Sindaco, fra l'altro la chiamano la banda della mattina, perché la cosa diversa rispetto ad altri furti è che questi entrano, fanno irruzione proprio durante la mattina. Ma probabilmente guardano le case dove non c'è magari nessuno, dove non vedono auto eccetera, pensano che le case siano vuote e cercano di fare il colpo. Le forze dell'ordine hanno già, i carabinieri hanno già intensificato i controlli sul nostro territorio e stanno anche un po' monitorando determinati soggetti. Ovviamente il tema che si pone sempre è queste tante persone che arrivano sul nostro territorio nulla facenti e che non vengono sul nostro territorio per lavorare o per produrre qualcosa, poi si dedicano ai furti in abitazione, allo spaccio di sostanze e a volte sembra di essere razzisti quando si dicono certe cose, ma chi viene nel nostro paese per delinquere deve essere rispedito a casa propria, cioè non possiamo avere gente che bivacca nelle nostre città, nei nostri paesi e che poi mette
a repentaglio quella che è la serenità e la sicurezza dei nostri cittadini. Questi hanno tentato di entrare in una casa dove non abitava nessuno perché la signora è in casa di riposo, ma nel frattempo hanno rotto una porta, hanno messo a soqquadro la casa, hanno tentato di entrare nella seconda abitazione sperando che fosse vuota, ma in realtà il proprietario era in casa, quindi è intervenuto subito e sono scappati, quindi sicuramente non gente pericolosa per le persone perché scappano, ma ovviamente la violenza che una persona subisce nel vedere delle persone che tentano di entrare o sono entrate in casa propria è una sensazione che non auguro a nessuno. Ecco, fra l'altro sindaco, abbiamo parlato anche col proprietario, non si sa mai poi comunque la reazione anche di questi malviventi quando si trovano di fronte ai proprietari, e magari con il sindaco vi facciamo vedere intanto proprio la vetrata, sindaco, che è stata praticamente quasi rotta, anzi è stata rotta, vi facciamo vedere, guardate, con probabilmente il piede di porco, e quindi loro, come avete visto, hanno aperto, forzato la porta, rotto il vetro e sono praticamente riusciti quasi ad entrare. Il rumore di questa vetrata è stata sentita dal proprietario, che è arrivato immediatamente e loro se lo sono trovati di fronte. Invece poi con Tommaso Migot andiamo a vedere invece la casa della signora che, come diceva il sindaco, è in una ospite in una casa di riposo, quindi la casa è disabitata, e loro qui sono riusciti ad entrare e hanno messo davvero a soqquadro tutto. Questo per dirvi insomma che la situazione è davvero complicata, perché guardate, hanno rotto anche qui si vede nettamente con un piede di porco, sindaco, giusto? Ecco, il sindaco sta mostrando. E sono riusciti ad aprire questa porta. Ecco, vi facciamo entrare con il sindaco, grazie anche al proprietario che ci ha fatto entrare. Sono entrati qui, lo vedete, questa è la casa, come vedete è disabitata, e loro qui hanno potuto fare quello che volevano. Sono saliti per queste scale, Christian, come stiamo facendo noi adesso con il sindaco, e vi facciamo vedere il disastro che hanno lasciato. Guardate, vi facciamo vedere il sindaco, vedere queste scene fa veramente rabbia. Fa veramente rabbia perché entra proprio nell'intimità delle persone. In queste stanze probabilmente non c'erano cose di valore, ma c'erano affetti, ricordi di persone del papà, della mamma che ora è in casa di riposo, e vedere tutto ribaltato, tutto violentato in questo modo dà fastidio e crea rabbia. Ecco, quello che diceva proprio il proprietario, rabbia, più che paura c'è la rabbia. C'è la rabbia perché appunto non è concepibile che ci siano persone che possono scorazzare per il nostro territorio a commettere queste cose. Siamo confidenti anche del grande lavoro che stanno facendo i carabinieri con il maresciallo Orru della caserma di Cison, perché hanno intensificato soprattutto nell'ultimo tempo la presenza sul nostro territorio, sui territori anche limitrofi, e stanno facendo un gran lavoro, e ci auspichiamo che stante l'impegno che ci sta mettendo sicuramente porterà a qualche risultato positivo. Ecco, i 4 nordafricani, vistosi scoperti dal proprietario, sono fuggiti in una strada, perché questa è una strada fra l'altro chiusa, sono riusciti a passare e sono andati verso il cimitero di là, ovviamente, e hanno fatto perdere le tracce. Come diceva il sindaco, c'è un identikit, probabilmente si spera vengano identificati, sindaco, quanto prima, anche se poi, come diceva il cittadino, vengono identificati e poi però purtroppo... Ecco, un appello che voglio fare a tutti i cittadini che ci ascoltano, perché molto spesso le nostre segnalazioni vengono lasciate alle pagine Facebook piuttosto che alle chat di WhatsApp, piuttosto che al controllo di vicinato. Quando vedete qualcosa di sospetto, una targa sospetta, dei comportamenti strani, non abbiate paura di chiamare i carabinieri, perché molto spesso noi ci troviamo con segnalazioni che ci arrivano 3 giorni dopo ai carabinieri. È chiaro che 3 giorni dopo non si può più far nulla, quindi anche un'azione sospetta di qualcuno, un qualcosa che avvistate sospetto, un numero di targa, e scrivetevelo subito. Segnalato ai carabinieri consente molte volte a loro di fare un lavoro importante anche nell'identificare persone sospette che si aggirano magari in territori che non sono i propri, potrebbero dar luogo anche a un'indagine. Quindi segnalate alle forze dell'ordine quando vedete qualcosa. Sindaco, intanto io la ringrazio.
Cristian, noi ti restituiamo la linea, vediamo se riusciamo a convincere il proprietario, perché capite c'è la rabbia, c'è il dolore, insomma avete visto insomma quello che lasciano, danni, ma anche insomma il fatto di aver davvero messo le mani nelle cose delle persone, quindi cose che hanno un affetto, hanno una rilevanza affettiva importante, per cui capite che c'è anche molta rabbia in questo momento. Cristian, io ti cedo la linea se non hai domande. Grazie Daniela Sizia, con Gianangelo Boff, per la parte tecnica Tommaso Migotto. Chiaramente Daniela, se troverà delle testimonianze, si ricollegherà con noi. Posso già dirvi che Lucio Zanato in questi minuti si trova anche a Macerata, quindi stiamo raccogliendo anche voci a Macerata. Tutta la Marca è coinvolta da questo fenomeno dei furti, non è più chiaramente un'emergenza ma una cronicità. E siamo pronti adesso ad andare a Padova con la nostra Valentina Visentin. Valentina Visentin ci parla, ci aggiorna sulle condizioni del 17enne precipitato da un balcone a Corfù. Buongiorno Valentina, con Cristian Roque Alende dall'esterno dell'ospedale di Padova. Sì, buongiorno, e sono ore cruciali per la sorte del 17enne precipitato da un balcone a Corfù. Sono ore decisive perché il suo quadro clinico è sempre molto grave. Il vasto trauma cranico lascia poche speranze, ma la sua vita è appesa a un filo, ma non si smette appunto fino all'ultimo di sperare in un miracolo, nelle cure dei medici dell'azienda ospedaliera di Padova, dove il ragazzo è stato trasferito con un volo sanitario dopo che i genitori lo avevano raggiunto a Corfù, dove era stato ricoverato subito dopo la caduta dal balcone. Qui è arrivato ed è stato ricoverato in terapia intensiva, e dunque dicevamo sono ore cruciali, le speranze sono appese a un filo, così come insomma la sorte del ragazzo. Intanto ovviamente le autorità greche stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto la sera tra il 10 e l'11 di luglio, quando c'è stato questo incidente. Il ragazzo era arrivato lì da circa una settimana insieme ai suoi amici. Quella doveva essere una delle ultime serate di divertimento prima di rientrare a casa, e sembra fosse salito al piano di sopra da alcune ragazze conosciute nei giorni prima e si fosse seduto sulla ringhiera del terrazzo. Qui forse accidentalmente, per una distrazione, ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è precipitato a terra. È stato subito soccorso dagli amici che hanno chiamato i medici, è stato portato in ospedale a Corfù. Qui sono arrivati i genitori, ma viste insomma le condizioni molto gravi, si è deciso di trasferirlo con un volo sanitario in azienda ospedaliera a Padova, dove appunto i medici della terapia intensiva stanno facendo davvero di tutto per risolvere la situazione, che è molto complicata e disperata. Stanno facendo ritorno a Padova anche gli amici, compagni di classe del 17enne, che erano con lui in questa prima vacanza da soli dopo l'anno scolastico. Ovviamente se ci sono novità vi aggiorneremo in diretta, altrimenti tutte le ultime notizie nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin con Cristian Roque Alende dall'esterno dell'azienda ospedaliera di Padova. E rimaniamo a Padova per la cronaca. Nel Padovano un cittadino moldavo è stato arrestato dai carabinieri di Vigo d'Arzere per aver tentato di entrare con violenza nella casa dell'ex moglie in zona Arcella a Padova, in presenza della figlia minorenne. L'uomo è accusato di atti persecutori. La donna ha chiamato il 112 segnalando la presenza del marito, che pretendeva di entrare in casa. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha visto sul balcone di casa la bambina in lacrime mentre il padre stava tentando di sfondare la porta di casa. L'uomo era già stato condannato lo scorso anno per maltrattamenti. Da giorni stava cercando di entrare nuovamente in casa, inveendo e minacciando l'ex moglie. La donna, in grave stato d'ansia e di paura, è stata portata in ospedale. Il moldavo è stato invece arrestato. Il giudice ha convalidato il provvedimento e ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Così dunque nella zona Arcella di Padova. Torniamo sulla tragedia sfiorata di ieri a Susegana. Le immagini parlano davvero da sole. Un'autobotte che è piombata nel cortile di un'abitazione privata
E all'interno di questa abitazione c'era un anziano che ha parlato poi ai nostri microfoni dicendo di aver avuto paura, ma c'è un sospiro di sollievo generale. Sì. Ha preso paura? Tanta, e sto ancora prendendo paura. È così, sono ancora qua, sono chi va e basta. Una traiettoria impazzita, una strage sfiorata. Erminio Fagherazzi si trovava in casa quando un'autobotte gli è piombata in giardino in via Barca tra Susegana e Colfosco. Poco dopo l'ora di pranzo, l'anziano è ancora scosso ma consapevole della tragedia scampata, non solo per lui ma anche per l'autista alla guida del mezzo. Sì, ho visto uscire proprio, che sono contento di averlo visto. Perché l'ho salutato e bravo che sei ancora qua. A tirare un sospiro di sollievo c'è pure il signor Fabrizio, figlio di Erminio e residente in casa con altri familiari, subito accorsi dopo la notizia dello schianto. Da parte nostra feriti non ce ne sono, buona parte eravamo già al lavoro, eravamo fuori, quindi siamo tornati una volta che i vicini di casa ci hanno avvisato dell'accaduto proprio in tempo reale. Sembrava il terremoto, hanno raccontato altri residenti. Di certo il botto è stato potentissimo e avvertito a centinaia di metri di distanza. Resta da capire il perché di questa fuoriuscita, se un malore o una distrazione. Con operatori del SUEM e vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale del Coneglianese. Trasportava vino e ancora quasi tutta la parte del carico è uscita, si è sversata appunto nel piazzale e diciamo attorno al giardino di casa. Diciamo, quindi è rimasto ben poco dentro, all'interno. 15 centimetri di vino che correva davanti alla cucina. Chissà quanti togli che le da fuori. 15 centimetri che tanti tutte e due bocchette erano aperte, tutte e due, tutte che correva fuori. 15.000 i litri di vino alla fine dispersi e circa 200 i litri di gasolio. Anche per questo è intervenuta l'ARPAV a raggiungere via Barca, inoltre, una ditta specializzata per la rimozione delle autobotte. Dettagli dopo la grande paura. Alla fine, guarda, è importante star bene, tutti quanti. Il resto si ripara. Vi dico già che saremo in grado di collegarci fra poco con Udine per la Supercoppa, quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti anche su questo fronte. Parleremo poi del concerto evento di Robbie Williams a Trieste, quindi rimanete con noi. Però c'è ancora molta cronaca dal territorio. Un 45enne è stato condannato per furto e ricettazione, arrestato dalla polizia a Padova dopo una fuga davvero rocambolesca. Era ricercato per truffa, estorsione, furto e ricettazione. Doveva scontare ancora 3 anni e 3 mesi di cumulo pena. Per questo, quando i poliziotti lo hanno trovato mentre dormiva in macchina, ha tentato una fuga rocambolesca. Alla fine però un 45enne di Termini Imerese è stato arrestato. L'uomo ha anche tentato di investire un agente che lo voleva identificare dopo la chiamata al 113 di una donna, una 53enne romena, che aveva raccontato alla polizia di essere stata aggredita durante una lite con il convivente, che dopo era scappato rubandole la macchina. Il 45enne infatti è stato trovato poco lontano da via Piovese mentre dormiva nell'auto della donna. Alla vista degli agenti prima si è dimostrato collaborativo, poi con una mossa repentina è salita in macchina e ha tentato di investire il poliziotto per guadagnarsi la fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato in via Balestra mentre cercava di fuggire a piedi. Portato in questura è stato identificato e si è scoperta la lunga sfilza di precedenti e la condanna da finire di scontare. In casa, stipati nel garage, aveva anche dei condizionatori rubati. La merce è stata restituita ai proprietari. La 53enne convivente invece è stata denunciata per favoreggiamento e ricettazione. Evaso dai domiciliari, i carabinieri lo trovano in una sala slot, arrestato un 38enne nel Bassanese. Evade dai domiciliari per andare a giocare alle slot, ma non sfugge al controllo dei carabinieri. Arrestato un pregiudicato di 38 anni che doveva scontare nella sua abitazione a Bassano una pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nel 2018. I carabinieri della caserma di Via Emiliani, durante una verifica al suo domicilio, non l'hanno trovato in casa. È scattata la ricerca dell'uomo, che si trovava poco distante in una sala slot in quartiere San Vito. Il 38enne è stato condotto negli uffici della compagnia
compagnia carabinieri di Bassano ed è stato dichiarato in stato di arresto, convalidato poi dal giudice. L'individuo è stato nuovamente accompagnato nella sua abitazione per il proseguo dell'espiazione della pena residua. Un fiume di droga da Milano a Padova è stato scoperto dai carabinieri dopo 7 mesi di indagini e questi i risultati. Una lunga indagine dei carabinieri di Abano Terme e alla fine ben 13 misure cautelari emesse dal GIP di Padova destinatari italiani, tunisini e senegalesi, accusati di aver organizzato un'ingente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di decine di carabinieri dell'Arma con il supporto di militari del nucleo cinofili di Torreglia e del nucleo elicotteri di Belluno, sono state eseguite 3 misure cautelari in carcere, 5 divieti di dimora in Veneto e 5 misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dei rispettivi indagati. Inoltre sono state eseguite 18 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Milano e Firenze. Siamo riusciti con questa attività di indagine proprio a ricostruire questo canale di approvvigionamento che era essenzialmente a Milano, e questo stupefacente veniva proprio portato qui nel Padovano e poi smissato in particolar modo nella zona delle Terme Euganee, nei comuni di Due Carrare, Battaglia Terme e Pernumia. Sono un po' i comuni, diciamo, principali, ma si è esteso poi anche in altri comuni come Monselice, Bagnoli di Sopra, Conselve, Cartura e altri comuni qui vicini. L'indagine è iniziata a maggio 2024, quando una pattuglia di Abano Terme aveva denunciato 2 nordafricani irregolari in Italia, poiché trovati in possesso di 10 dosi di cocaina e denaro in contanti. Da lì l'arresto di un corriere italiano incensurato e in possesso di 1 chilo di cocaina e 2,5 kg di hashish per rifornire la bassa padovana. Nel corso dell'intera attività, durata circa 7 mesi, sono state tratte in arresto 4 persone, sequestrati complessivamente 4,5 kg di cocaina, corrispondenti a circa 6.400 dosi, e 2,5 kg di hashish per circa 520 dosi, oltre alla somma in denaro contante di 82.000 euro. Dai riscontri di indagine acquisiti, ricostruendo gli elementi, è stato accertato che nel periodo dell'indagine sono stati movimentati circa 637.000 euro. Noi siamo riusciti a capire che c'era un approvvigionamento di almeno 1 chilo, a volte anche 2 la settimana, di cocaina, e per il periodo dell'attività di indagine siamo intorno ai 630-650.000 euro di controvalore. Infine, durante le perquisizioni delle ultime ore, sono stati sequestrati altri quantitativi di droga e 43.600 euro in contanti, una pistola senza matricola, 1.550 cartucce da caccia e 40 munizioni calibro 38. Sempre a Padova, ma stavolta la polizia ha scoperto un deposito di droga in un appartamento. 10 kg di cocaina, 30 di hashish e 64.000 euro in contanti, un vero e proprio deposito di droga che sul mercato avrebbe fruttato almeno 1,5 milioni di euro. In manette è finito, arrestato dalla polizia, un marocchino di 37 anni, incensurato e regolare in Italia, che ufficialmente lavorava part-time in un'azienda della provincia. L'uomo aveva 2 case, una macchina costosa, e questo ha insospettito gli agenti, che hanno fatto scattare le indagini che poi hanno portato alla scoperta del deposito di stupefacente. Torniamo sulla vicenda con cui abbiamo aperto ieri la nostra prima edizione, quella 39enne morto per un pugno dopo giorni di agonia, un pugno ricevuto in un parcheggio a Mestre, il parcheggio adiacente all'area City, vicino all'ospedale dell'Angelo. Era intervenuto, come ormai sapete, per difendere il figlio durante un'animata discussione. Tutti gli aggiornamenti con Filippo Fois. Un pugno sferrato al culmine di una lite, pare scoppiata per futili motivi, ha interrotto bruscamente la vita di Vladimir Radu, 39enne di origine moldava, residente con la famiglia a Noale. Un suo connazionale di 25 anni è ora indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Per lui è stato disposto l'obbligo di dimora a Spinea con divieto di uscita dalle 20 alle 7. La tragedia si è consumata qui,
in uno dei tanti parcheggi dell'area commerciale di Mestre, che si trova a pochi passi dall'ospedale All'Angelo, l'ospedale in cui Vladimir Radu è spirato dopo 2 giorni di ricovero. L'episodio risale al 21 giugno e la morte di Radu al 23, ma l'udienza per la convalida d'arresto dell'indagato si è svolta il 16 luglio, al termine di un periodo che il giovane ha trascorso fuori dall'Italia. In questo parcheggio il figlio 14enne della vittima avrebbe iniziato un'animata discussione con il 25enne e a questo punto che Radu sarebbe intervenuto per sedare gli animi. L'indagato avrebbe ammesso la propria responsabilità, spiegando però al GIP di aver reagito ad un'aggressione a sua volta subita. L'epilogo in ogni caso è stato drammatico, scandito dall'arrivo del SUEM e della polizia locale e dai vani tentativi di salvare la vita del 39enne. Tentativi ai quali nel parcheggio aveva partecipato anche l'aggressore, poi espatriato per alcune settimane, infine rientrato in Italia dove è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ricostruire l'esatta dinamica dei fatti non dovrebbe essere difficile, non solo per le testimonianze ma anche per le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Ciò che resta per ora è il lutto di una famiglia il cui padre è stato strappato alla vita, lasciando un vuoto che sarà impossibile colmare. Torneremo alla cronaca fra pochissimo. Prima però ci colleghiamo con Udine per la finale di Supercoppa UEFA. Ci aggiorna il nostro Omar Costantini. Ci troviamo all'esterno dello stadio Friuli, per la precisione al parcheggio sud, dove sono già stati, vedete, montati i divisori, usiamo questo termine, per il prefiltraggio in vista del match della Supercoppa UEFA in programma il prossimo 13 agosto qui allo stadio Friuli. Chiaramente si è iniziato da qui perché ci sono i lavori in corso in curva nord e dunque appena i lavori saranno terminati si vedrà la stessa scena. Ora sarà da capire se la curva nord sarà ospitata i tifosi, diciamo, più caldi del Paris Saint-Germain oppure quelli del Tottenham. Sta di fatto, ripetiamo, che i lavori sono già partiti in vista dell'importante evento, come detto, in programma il prossimo 13 agosto. Vedete, sono già stati posizionati i prefiltraggi, da qui poi verranno in un primo momento i tifosi controllati e chi chiaramente non supererà, tra parentesi mi sia consentito il termine, il test, verrà bloccato e solo chi supererà il test avrà il secondo filtraggio decisivo per accedere poi direttamente alla curva sud. Al momento, come ho detto, i lavori sono qui perché qui non c'è problemi per quanto riguarda la logistica, in attesa insomma poi secondo anche i dati, come ci ha detto anche l'assessore Marchiol, entro il 10 agosto saranno terminati i lavori verso la curva nord e in un paio di giorni insomma sarà tutto allestito secondo i canoni richiesti dalla UEFA. Questa è la situazione, i lavori proseguono, insomma il grande appuntamento del 13 agosto, però possiamo dire che tutto ciò probabilmente rimarrà perché a ottobre ci sarà la sfida con Israele per quanto riguarda le qualificazioni ai mondiali di USA, Canada e Messico 2026, con l'Italia insomma presente allo stadio. Probabilmente tutto ciò poi rimarrà lì pronto in caso di necessità, proprio in vista poi di un'altra delicata partita, non solo sotto il punto di vista sportivo ma quello che conta sotto il punto di vista dell'ordine pubblico. La macchina organizzativa è oliata, il motore funziona e questa, come potete vedere, è la situazione. Dallo stadio Friuli è tutto, linea allo studio. Grazie Omar Costantini, rimaniamo a nord-est, andiamo a Trieste per una serata da ricordare, quasi 30.000 i fan che hanno assistito al concerto di Robbie Williams. L'attesa sta per finire quando i fan arrivati da ogni angolo d'Europa si accalcano ai cancelli dello stadio dedicato al Paron. Il Rocco sembra il Maracanã, ma non per una partita di calcio, bensì per lo spettacolo del più grande intrattenitore di folle su scala globale. Ci si stringe sul prato, pronti a scatenarsi tra cori e balli sfrenati. Poi, finalmente, arriva lui. Robbie Williams atterra sul palco in tenuta spaziale per la nuova hit Rocket e i 28.000 spettatori vanno letteralmente in visibilio. E lo
stesso artista di Stoke-on-Trent a dichiarare di voler dimostrare in 2 ore cosa significhi fare spettacolo. E la formula è di quelle in grado di smuovere anche i meno avvezzi al genere. Band di livello assoluto, ballerini e coriste che da sole potrebbero tenere vocalmente in piedi il concerto. Del resto l'autodichiarazione di essere un intrattenitore toglie all'ex Take That qualsiasi laccio artistico, ed ecco che gli si perdona pure il non essere più squisitamente come cantante quello della Royal Albert Hall. In sintesi, con quella capacità magnetica di coinvolgere quello spirito guascone nel riuscire ad allacciare un rapporto con il pubblico e tutta la sarabanda alle spalle, sostanzialmente vale tutto, pure inserire in mezzo a pezzi suoi che hanno fatto la storia come Angel una serie di cover a tutto spiano, ed ecco che i più âgés riscoprono la potenza di Bon Jovi, i più giovani si balla, si urla e via andare. Su un palco che cambia da quello principale gigatonico a quello più raccolto in mezzo al prato, Williams cambia toni e atmosfere della serata, parlando di se stesso dai tempi della boy band ai 51 anni attuali, snocciolando Strong, Supreme e Rock DJ, una vera e propria festa che accontenta tutti e lascia l'eredità di una serata che rimane tra gli eventi top ospitati a Trieste. Chiudiamo il capitolo grandi eventi, occupiamoci adesso di cronaca, torniamo a parlare di vandali in azione, vandali al campo da basket di San Cipriano che doveva essere inaugurato a giorni, ma hanno provocato un bel guaio su tutte le furie, davvero su tutte le furie, il sindaco Marco Donadelli. Dovevamo aspettare gli ultimi adempimenti burocratici, amministrativi per poterlo aprire. E quello lì è il risultato. Ci vengono chiesti nuovi spazi, nuove aree per i giovani e per colpa di 2 o 3 siamo costretti a chiudere e a riaprire chissà quando. Nessuna palla a 2 o ragazzini con la maglia di Michael Jordan o Kobe Bryant a tirare a canestro. Il campetto da basket che doveva inaugurare a giorni resterà chiuso per un po'. Un gruppetto di vandali ha pensato bene di mettersi proprio al centro del campo da gioco e fare un falò. Hanno raggruppato delle bottiglie di plastica, cartoni, un pezzo di rete da cantiere e l'hanno bruciata in mezzo al campo. Non si sa per quale motivo. Ok, magari questi sono anche contenti oggi di vedere il video su Antenna 3 o l'intervista, perché magari si fanno anche belli, però vi dico solo una cosa, avete fallito, perché questo è un atteggiamento che noi non accettiamo. Assolutamente. Protagonismo che comunque avrà un prezzo e che il sindaco è ben determinato a far pagare. Il campetto, costato 70.000 euro tra fondi pubblici e privati, aveva già cominciato a funzionare ed era un punto di orgoglio e di riferimento per tutta la comunità. Comunque io invito gli autori ad autodenunciarsi, ad andare dalla polizia, perché già qualche indizio ce l'abbiamo, già questa mattina qualcuno si è presentato in municipio per dire sindaco ho visto questo, quindi è bene che si autodenuncino, che vengano in municipio o dalla polizia a parlare assieme, che ci mettiamo d'accordo, perché capiamo che l'età che va dai 14 ai 18 anni in alcuni momenti può essere un'età anche difficile, ma è bene che ci accordiamo, altrimenti noi arriviamo ai colpevoli e poi le famiglie pagheranno il danno subito, il danno creato a tutta la comunità. Così dunque a Roncade, mentre c'è una storia di tutt'altro tenore a Mogliano Veneto, dove 3 quindicenni hanno trovato e restituito un portafoglio con all'interno 2.500 euro. È successo in una nota gelateria del centro. Mi hanno detto che l'hanno trovato lì in quel momento e quindi non sapevano esattamente cosa fare e lo consegnavano a noi. L'oggetto in questione era un portafoglio in una storia che per una volta racconta la meglio gioventù, in questo caso moglianese. Nello specifico 3 ragazzine quindicenni che vanno a prendersi un gelato e per terra vedono quello che sembra un pacchettino, tanto era gonfio di documenti e soprattutto denaro. Il portafoglio lo raccolgono e senza pensarci un attimo non solo non lo aprono, cosa che avrebbe fatto chiunque per curiosità,
curiosità e per capire chi fosse il proprietario, ma lo consegnano subito al gestore della gelateria. E niente, allora siamo andati alla caserma dei Carabinieri, abbiamo denunciato il fatto. Solo lì si scopre che oltre ai documenti ci sono 2.500 euro in contanti. Il tutto pare sia già stato riconsegnato al legittimo proprietario per una vicenda non solo a lieto fine, ma ad esempio per tanti coetanei delle 3 ragazze che hanno ricevuto i complimenti del sindaco a nome di tutta Mogliano. Oggi che si parla sempre di più di indifferenza, di un mondo giovanile senza valori, questo gesto invece si dimostra all'opposto. È un bellissimo esempio di 3 ragazze che hanno recuperato questo portafoglio e l'hanno portato ai Carabinieri, quindi io le ringrazio a nome della città e li aspetto qui per ringraziare di persona. E se da un lato sono attesi il municipio, dall'altra parte della piazza ci sono pronti i gelati per loro, ma anche per il proprietario del portafoglio. Volevo lanciare un piccolo appello al proprietario che è ritornato in possesso dei suoi averi, di essere grato verso queste giovani ragazze, perché insomma non è una cosa da poco e anche che non succede tutti i giorni che dei ragazzi giovani abbiano queste idee, insomma queste iniziative, quindi un incontro potrebbe essere una bella cosa, magari davanti a un gelato, visto che siamo anche che quello lo offre lei. Certo, sicuramente. Noi torniamo a Padova per parlare di zone 30, le zone dove appunto il limite della velocità è posto a 30 km all'ora. È stata installata nelle scorse ore la nuova segnaletica in via Belzoni, proprio nella città del Santo. La volontà di ampliare le zone 30 in città, in strade trafficate che attraversano quartieri, era stata annunciata più volte dall'amministrazione comunale padovana e ora si parte da via Belzoni, una via scelta non a caso dove lo scorso anno una giovane studentessa del liceo selvatico, Sofia Gambato, è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per entrare a scuola. Diventa ufficiale il provvedimento dopo il via libera dell'ordinanza in Consiglio Comunale. A marzo, con l'approvazione del PUMS, il piano urbanistico della mobilità sostenibile, abbiamo avuto la possibilità di ampliare le zone 30 che erano state rallentate dal decreto Salvini, ha commentato l'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Nelle scorse ore, proprio in via Belzoni, c'è stato anche un incidente, fortunatamente non grave, ma la velocità in strade dove ci sono scuole e attività va moderata, grazie all'istituzione delle zone 30 che sono uno strumento a disposizione più idoneo, conferma anche il consigliere comunale Pietro Bean. È uno strumento amministrativo importantissimo per limitare la velocità delle macchine, degli autoveicoli e quindi per garantire il movimento, la mobilità in sicurezza di tutte quelle persone che si muovono in bici o a piedi. Proprio per questo abbiamo deciso di introdurre una zona 30 in via Belzoni, all'imbocco del quartiere Portello, perché è un quartiere molto trafficato da studenti, studentesse, da persone che si muovono in bici, ma anche da famiglie e anziani che tutti e tutte all'unisono ci hanno chiesto questo tipo di intervento per garantire la sicurezza ciclopedonale di chi si muove all'interno del quartiere su questa via molto trafficata. Ricordiamoci peraltro che gli incidenti stradali sono la prima causa di decesso oggi tra i giovani e quindi per questa ragione è utilissimo e importante utilizzare questo tipo di strumenti e introdurre e diffondere le zone 30 all'interno della nostra città. Da via Belzoni a via Turazza, per la moschea di via Turazza, quella che è considerata di fatto un centro di preghiera mascherato, la Lega torna ad alzare la voce. La Lega torna davanti al centro culturale di via Turazza a Padova, da tempo nel mirino dell'europarlamentare e ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinta, che denuncia irregolarità e che sia di fatto un centro di preghiera islamico. E così i leghisti lanciano una diffida al sindaco Giordani perché provveda a chiudere il centro prima che l'opposizione si rivolga all'autorità giudiziaria. In assenza dell'intesa io mi domando con quali regole di ingaggio oggi si possa dire che può essere professata in maniera collettiva all'interno di una moschea dove si predica spesso l'odio per l'Occidente, come si possa accettare la predicazione. Paura, disturbo della quiete, litigi, tensioni e disagi per i cittadini residenti. Questo denunciano i leghisti: rispettare la destinazione d'uso commerciale dell'immobile e tutelare i cittadini. Il diritto di culto deve soggiacere alle disposizioni di legge, la decisione del Consiglio di Stato, e per la Lega il piano regolatore è una disposizione di legge. Non abbiamo nulla ovviamente contro la libertà di religione, ma questa è una questione di sicurezza, di legalità e di identità.
Ci sono diverse situazioni su Padova per cui abbiamo riscontrato delle irregolarità di carattere urbanistico, igienico-sanitario e di convivenza pacifica con i cittadini. Svegliare un po' il lassismo e l'omissione dell'amministrazione padovana che non vuole vedere le irregolarità urbanistiche che ci sono, non vuole vedere quello che si maschera dietro a dei comitati culturali, e quindi ringraziamo per aver messo la lente di ingrandimento su un problema di un territorio, un problema che è urbanistico ma anche di diver civile. Rimaniamo a Padova per la sanità, per una storia di eccellenza non solo emozionante dal punto di vista umano. Parliamo di un trapianto record di rene. Ennesimo record della sanità padovana. Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto di rene da vivente con nefrectomia parziale robotica. Significa che, iniziata la procedura per il trapianto, i medici hanno scoperto un tumore nel donatore, anzi nella donatrice, l'hanno guarito con la chirurgia robotica e hanno completato il trapianto. Una storia ancora più umana e emozionante, perché la donatrice e il ricevente sono moglie e marito. Ho pensato, ho sempre avuto fiducia che potessi fare la cosa. Non ho mai pensato al problema. La cosa più importante nel trapianto da vivente è garantire la sicurezza della procedura, sicurezza che sia da un punto di vista chirurgico tecnico, quindi utilizzare la tecnica giusta nel modo giusto, e poi la sicurezza di potenziale rischio di trasmissione di patologia. Questi sono stati i due punti che abbiamo discusso. Emozionante il racconto dei coniugi arrivati dalla provincia di Bergamo, la paura iniziale, la fiducia nei medici, la guarigione e il trapianto, e ora una vita normale e sanissima per entrambi. La robotica ha drasticamente cambiato la storia della chirurgia e attualmente tutti i pazienti che hanno una neoplasia a livello del rene vengono operati con la chirurgia robotica. Anche se la lesione non è piccolissima, si cerca comunque di preservare il rene e quindi si riesce, grazie a questa tecnologia, davvero a salvare molti più organi di quanto non succedesse fino a qualche anno fa. Una storia a lieto fine, insomma, grazie alla tecnologia, al lavoro di squadra, alle eccellenze padovane, e che apre nuovi scenari per i trapianti da viventi che salveranno sempre più vite umane. Camisano Vicentino, sono in corso delle operazioni di bonifica, riguardano un ordigno, una bomba della Prima Guerra Mondiale. Proseguono le operazioni coordinate dalla Prefettura per il recupero e la messa in sicurezza di qualche decina di bombe per mortaio al fosforo di piccole dimensioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale, rinvenute a seguito di lavori di scavo il 14 luglio nella zona industriale di Camisano Vicentino, nell'area di pertinenza di un'azienda. Le attività, iniziate nella mattinata in una cornice di massima sicurezza tanto per gli operatori quanto per i cittadini, sono state eseguite dal personale militare del comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, con l'ausilio delle forze dell'ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Militare e della Polizia Locale. E sono ore di apprensione sulle Dolomiti, dove sono in corso le ricerche di una turista sessantenne della Malesia dispersa da ieri pomeriggio sulla Croda del Becco. La donna era partita in escursione con un'amica dal lago di Braies, raggiungendo insieme il rifugio Biella. Da lì avevano deciso di proseguire lungo il sentiero che porta alla Croda del Becco, un itinerario facile e molto frequentato. A metà percorso una delle due, ormai stanca, ha deciso di tornare indietro, l'altra ha continuato da sola. Intorno alle 16 però l'amica riceve due messaggi preoccupanti. La donna si è smarrita e chiede aiuto. Scatta l'allarme, scatta la mobilitazione. Alle 18 decolla l'elicottero del SUEM 118 di Pevi di Cadore che sorvola la zona senza successo. A terra si attivano le squadre del soccorso alpino di Cortina, Alta Pusteria e San Vigilio. Le ricerche si intensificano con il calare della notte. Un elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano dotato di IMSI-CACER tenta di localizzare il cellulare della donna, che però risulta non raggiungibile. Droni con termocamere, soccorritori, vigili del fuoco, carabinieri e specialisti della Guardia di Finanza hanno proseguito le operazioni per tutta la notte. Questa mattina le squadre sono tornate in azione. L'elicottero Falco 2 sta effettuando una nuova ricognizione dall'alto, quindi c'è un alert persona scomparsa nell'alto bellunese. Noi abbiamo ancora tanti fatti di cui darvi conto. Un minuto di pubblicità fra poco. Di
nuovo in diretta, prosegue il nostro racconto di questo venerdì a Nord-Est. Mi ha raggiunto in studio il generale Claudio D'Angelo, che è referente dell'Associazione Controllo di Vicinato, l'associazione nazionale, consigliere nazionale, è spesso nostro ospite, ci aiuterà in questo momento particolarmente difficile, nuovamente difficile. Abbiamo aperto questa edizione con una nuova raffica di furti e fra poco vedremo insieme cosa possiamo fare per prevenire questi furti, se è possibile prevenirli. Prima però a Vicenza per parlare di controlli con videocamera ma anche con intelligenza artificiale, insomma le nuove frontiere della videosorveglianza, nel mirino gli ecofurbi, gli ecovandali, ma ci racconta tutto Daniele Garbina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo, si è conclusa proprio da pochi minuti la conferenza stampa qui nel comando di polizia locale della polizia locale di Vicenza. Proprio il tema era proprio questo, l'abbandono dei rifiuti e l'aumentata sorveglianza proprio con vari sistemi, non solo con gli agenti, l'autocivetta come nel passato, ma anche con telecamere e personale in borghese, come Sara Baldinato, l'assessore all'ambiente, e Leonardo Franzan, il commissario deputato a questo servizio. Tanto per dare un numero, in questi primi 6 mesi sono stati 487 i verbali staccati, proprio i primi 6 mesi, contro i 212 sanzioni dell'anno scorso. Questo è proprio più che raddoppiato l'intervento, questo è proprio a bontà anche dell'azione che avete citato, proprio anche diversificando i vari interventi, proprio è aumentata anche la sorveglianza, vero Assessore? Sì, è aumentata moltissimo, un lavoro di squadra, è aumentata anche la squadra, bisogna dirlo, sono di più i dipendenti della polizia locale che ci supportano in questo grande lavoro, ci sono le 6 telecamere di videosorveglianza che spostiamo ogni tot mesi in base alle valutazioni che vengono fatte, i controlli in borghesi, i controlli in divisa, le autocivetta, insomma abbiamo decisamente potenziato il modello dei nostri controlli, i risultati si vedono. I cittadini hanno una grande sensibilità perché sono loro stessi che ci segnalano dove intervenire, dove ci sono le zone più critiche, ci mandano foto, a volte intervengono loro stessi mettendovi a volte anche a rischio, insomma. Quindi ringraziamo anche i cittadini, li ringrazio anch'io perché mi mandano veramente tante segnalazioni, ci sono sempre molto utili. Ovviamente ringraziamo la polizia locale sempre presente sul territorio e IEM Ambiente che fa un lavoro eccesso per rendere la nostra città sempre accogliente e pulita. Ecco, diciamo che sono circa 600 le isole ecologiche e 180 di queste sono state sorvegliate con la presenza delle telecamere fisse. Ecco, è un lavoro che quest'anno però aumenta soprattutto per la presenza del personale in borghese. Questa è la particolarità. Voi anche avete visto varie situazioni. Cosa l'ha impressionata di più, comandante? Diciamo che sono diminuiti tra l'altro anche gli abbandoni di materiale ingombrante, però sono aumentati, o meglio sono stati accertati ovviamente conferimenti scorretti di vari sacchetti di rifiuti, proprio di rifiuti solidi urbani. E la cosa che più è eventualmente da sottolineare è il fatto che anche i cittadini stessi ci segnalano queste situazioni, quindi noi interveniamo o posizioniamo eventualmente anche le telecamere mobili che abbiamo a disposizione in quelle isole ecologiche dove ovviamente abbiamo queste segnalazioni. Ecco, prima di congedare un dato particolare che è stato messo in evidenza oggi, un luogo comune da sfatare, vero? Qual è, Assessore? Potremmo darne 2. Allora, il primo, che appunto siano gli stranieri responsabili degli abbandoni, non è assolutamente così perché l'abbiamo rilevato e sono i nostri cittadini vicentini che si rendono responsabili della maggior parte degli abbandoni. Il secondo, abbiamo iniziato con il processo degli accessi controllati e si diceva ma aumenterà il numero degli abbandoni in città. Beh, dopo un mese abbondante, un mese e mezzo dall'inizio del progetto, possiamo dire che non è così perché la polizia locale AIM non ci segnala nessun aumento rispetto al passato dell'abbandono dei rifiuti. Allora intanto buon lavoro, le auguriamo, grazie anche a lei. Grazie. E da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Daniele Garbina, grazie a te e ai tuoi ospiti e approfitto subito della presenza del generale Claudio D'Angelo che appunto vi ho già presentato ed è consigliere nazionale dell'Associazione Controllo di Vicinato per parlare di controlli. No? Abbiamo parlato di videosorveglianza, di intelligenza artificiale applicata sugli ecofurbi, ma la videosorveglianza ormai sappiamo è applicata un po' in generale. Proprio ieri tra l'altro, ma lo vedremo fra poco, abbiamo parlato del sistema di videosorveglianza Zero Branco, comunità che lei conosce bene. Questa videosorveglianza di nuova generazione aiuta? Sicuramente sì, tantissimo.
Quindi possiamo dire che l'intelligenza artificiale applicata alla videosorveglianza può essere una nuova frontiera? Può essere una nuova frontiera, ovviamente bisogna sempre, quando si tratta di queste innovazioni, fare attenzione a non eccedere in quelli che possono essere la libertà delle persone, perché il grosso problema della videosorveglianza è che in una società democratica e libera come la nostra bisogna trovare l'equilibrio tra le esigenze di sicurezza e le esigenze di libertà dei cittadini, quindi anche l'utilizzo di questi strumenti è sicuramente un enorme passo avanti, ma deve essere fatto con cautela, tenendo presente anche le normative in materia. Quindi va maneggiato con cura. Maneggiare con cura. Lei tra l'altro insomma è un rappresentante delle forze dell'ordine, quindi è un tema, detto da lei, ha un certo peso specifico. Sì. Sì, è così. Non sempre tutto quello che è possibile tecnicamente è anche fattibile dal punto di vista della normativa. Quindi bisogna sempre stare attenti a determinati equilibri. Simone, se sei d'accordo, manderai in onda il servizio che abbiamo realizzato ieri a Zero Branco. Lo ha realizzato il nostro Lucio Zanato con il sindaco Luca Durighetto. Zero Branco è una delle comunità che negli ultimi giorni hanno avuto a che fare con i ladri, così a Zero Branco. L'unico colpo messo a segno è stato alle 4 del mattino in una casa di via Albera a Sant'Alberto. Casa a soqquadro e qualche oggetto portato via in fretta e furia dai malviventi, probabilmente una banda che ha imperversato per tutta la notte nel comune di Zero Branco. Infatti alle 3 hanno tentato senza successo in via Moro, poi in via San Martino, via Casarini e in ben 2 abitazioni intorno all'una in via Mascagni. Tutti i colpi andati a vuoto in gran parte per i sistemi d'allarme o per le inferriate che hanno difeso le abitazioni. Ladri che però stanno per essere identificati dai carabinieri grazie alla fitta rete di telecamere presenti in tutto il territorio, risultato del progetto Sicurezza di Zero Branco. I cittadini di una via o una piazza acquistano un occhio elettronico e il comune provvede all'installazione oltre che a tutte le pratiche per la privacy. Le immagini arrivano negli uffici della polizia locale che registra 24 ore su 24 quello che accade nel territorio. Un vero e proprio investimento per tutti. Un progetto che dopo 6 anni ha già dato dei risultati. Sì, ormai siamo quasi a 100 telecamere in tutto il territorio comunale e ci sono delle zone che sono effettivamente molto controllate, ma soprattutto questi filmati, queste immagini sono utilissimi per le forze dell'ordine. Anche di recente, purtroppo a seguito di alcune truffe agli anziani, grazie ai sistemi di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a individuare i colpevoli e ad arrestarli. Oltre alle telecamere, a Zero Branco è attivo anche il controllo di vicinato, ma per evitare brutte sorprese l'appello del sindaco è prevenire. Evitare il più possibile i soliti consigli di lasciare le finestre aperte, di lasciare le porte aperte, se c'è l'allarme accendetelo, cercate di essere più attenti e più accorti possibile, purtroppo, ma al contempo anche però di aderire alle forme di controllo diffuso come quelle del controllo di vicinato, perché sono utilissime. Anche nelle settimane scorse ci sono stati altri episodi, grazie al controllo di vicinato i carabinieri hanno avuto gli elementi necessari per procedere con le indagini e quindi per provare ad arrivare direttamente ai colpevoli. Dunque a Zero Branco, dove lei, D'Angelo, è consulente per la sicurezza, proprio consulente. Precedente mandato, poi ho scelto di non rimanere più come consigliere comunale, ma rimango come consulente per la controllo di vicinato. Ecco, controllo di vicinato che prende sempre più piede. Ormai quanti sono i comuni aderenti nella Marca Trevigiana? Diciamo che la Marca Trevigiana ormai quasi tutti, che sappia io, almeno 2/3 abbondanti che aderiscono al progetto di controllo del vicinato. Mi pare che anche nell'ultimo anno ci sono state nuove adesioni, sì, insomma ormai la copertura è completa. Questo che cosa significa concretamente? Significa una maggiore attenzione e partecipazione da parte dei cittadini nella gestione della propria sicurezza. Ovviamente la sicurezza spetta prima di tutto come obbligo allo Stato e poi agli enti locali, ma anche il cittadino può fare la sua parte in tanti modi, con maggiore attenzione su come si comporta, su come rende sicura la propria casa, ma anche facendo rete con i vicini per scambiarsi notizie e informazioni per arrivare allo scambio di notizie, anche alla fornitura,
dare queste notizie in tempi utili e rapidi alle forze dell'ordine. E tra l'altro come associazione controllo di vicinato, associazione nazionale controllo di vicinato, c'è anche un'altra, perché poi ecco giustamente il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, quindi, avete anche diffuso un nuovo decalogo per un'estate sicura, lo possiamo vedere, dove si parte dal fatto che in tanti vanno in ferie e lasciano la casa vuota, custodita, ecco. Quindi c'è questo decalogo, ce lo può sintetizzare, generale? Sono tante piccole cose, ovviamente non esiste l'assoluta certezza però ogni piccola cosa può aumentare la sicurezza. Per esempio le luci intorno a casa, nei giardini, aiutano a prevenire i furti. Luci per esempio col crepuscolare davanti alla porta di casa, che si accendono la notte e si chiudono il giorno, perché la luce è sempre accesa, al contrario segnala che la casa è vuota. Il dare le chiavi della propria cassetta della posta a un vicino perché la svuoti, di fiducia, perché la svuoti periodicamente. La cassetta di posta piena di posta e pubblicità segnala che la casa è vuota. Ecco, la cassetta delle lettere ricolma gli ingressi delle case in disordine, possono essere buoni indizi di una casa disabitata. Sembra banale, ma mica tanto. Un'altra cosa, chiedere a un vicino che ogni tanto passi, perché i ladri hanno anche l'abitudine di mettere oggetti davanti all'ingresso. Se l'oggetto non viene spostato nel giro di 1 o 2 giorni, vuol dire che la casa è vuota. Poi questa è bella, perché insomma anche questa può sembrare tra virgolette banale, ma banale non è. I ladri si passano le informazioni e usano i social network. Evitare di mettere su Facebook, soprattutto quel più usato, ma anche sugli altri, la foto delle valigie pronte per partire, dicendo pure dove vado e quanto tempo ci sto. Evitare durante le vacanze di mettere le foto delle vacanze, le mettiamo al ritorno. Perché? Perché anche i ladri vanno su Facebook. Assolutamente. E in realtà è vero che ci sono le impostazioni di privacy, ma io credo che ben pochi le sanno utilizzare correttamente. Il grosso rischio è che queste informazioni, che significano casa vuota, vengano lette e vengano diffuse da persone che è meglio che non sappiano che la casa è vuota. E non lasciare le chiavi nel portaombrelli, nel vaso sotto lo zerbino, anche il classico, però succede ancora. E attivare sempre il sistema di allarme. Se c'è, va attivato sempre, anche se si esce per 10 minuti per comprare il pane, perché quello è il momento che verrà utilizzato. E senta, generale, che percezione ha lei del fenomeno dei furti? Sono in aumento, non sono in aumento? È sempre la domanda fatidica che facciamo anche alle forze dell'ordine, perché poi insomma è difficile delinearne un quadro aggiornato e puntuale, perché magari tanti non denunciano per vari motivi. Questa è una cosa molto sbagliata. È bene denunciare anche i tentativi. I magazzini dei palazzi di giustizia sono pieni di reperti ritrovati dai carabinieri, dei possibili ricettatori, che rimangono lì perché non risultano nelle denunce. Si sa che sono rubati, si sa che appartengono a qualcuno, ma non sappiamo, io parlo ancora una volta da carabinieri, ma non sanno a chi poterli restituire. Fare sempre la denuncia del furto e fare sempre la denuncia per il tentato furto, perché anche quella del tentato furto serve a rendere le dimensioni del fenomeno e a gestire l'impiego delle forze di polizia. Ma lei dal suo comunque osservatorio privilegiato, no? Dal suo osservatorio di rappresentante di questa associazione anche a livello nazionale, sono aumentati o no i furti? O è solo percezione? Allora, il dilemma è questi furti avvengono a ondate. Ieri abbiamo avuto l'ondata 0, fortunatamente quasi tutti i tentativi andati a vuoto, uno riuscito. C'è stato questo passaggio, probabilmente anche grazie allo scarso risultato ottenuto si sposteranno da un'altra parte. Speriamo che poi nel frattempo le indagini con l'utilizzo delle telecamere consentano di individuarli. Quindi abbiamo questi picchi che danno l'impressione di un'emergenza su quel territorio. A 0 per mesi non abbiamo avuto grossi problemi, c'è stato un tentato furto sempre a Scandolara la settimana scorsa,
e anche lì so che le indagini sono avanti grazie anche in questo caso a delle foto prese dal cittadino, perché ecco, la collaborazione tra i cittadini e le forze di polizia, questo è anche il senso del controllo del vicinato, non è una cosa che riguarda gli altri, è una cosa che riguarda sempre anche me, anche se io non sono la vittima diretta. Allora, vi raccontiamo anche dell'ondata di furti che si è registrata a Tezze sul Brenta, quindi vi riproponiamo anche questo servizio realizzato ieri dalla nostra redazione di Bassano, quindi Tezze sul Grappa. Praticamente ieri mattina 3 persone sono entrate dentro un'abitazione, c'erano a casa 2 ragazzi che gli ha preso parecchia paura e gli ha scassinato un po' il cancello esterno e il portone d'interno e sono entrati in camera. La ragazza si era messa a urlare e praticamente per fortuna si scappai via. Siamo a Tezze sul Brenta, nella frazione di Belvedere, presa di mira dai ladri un'abitazione in pieno giorno alle 8:30 del mattino, mentre i padroni di casa stavano dormendo, ma è soltanto l'ultimo caso in ordine di tempo. Gli altri si sono verificati nei giorni scorsi in quartiere Concordia a Tezze capoluogo e in via Molino a Granella. Una nuova ondata di furti dopo quella che si era registrata in autunno, quando l'intera area tra Tezze, Cartigliano e Nove era stata teatro di moltissimi colpi ai danni soprattutto di abitazioni. La gente ovviamente è preoccupata. Sui social si moltiplicano i racconti delle vittime, gli avvertimenti e le segnalazioni. Insomma, siamo un po' preoccupati tutti quanti perché non ti sa mai come. Di solito viene da notte, però adesso viene da giorno, viene tutti gli orari. No. C'è preoccupazione? Un po' di preoccupazione, sì. Cosa si dice qui tra la gente? Ma abbiamo passato parola un po' con tutti e cerchiamo di stare attenti. Noi che abbiamo dei cagnolini, chissà che manco si abbaia e te avverte. I cittadini tentano di proteggere le abitazioni, mentre il Comune cerca di far fronte alla situazione con un progetto di implementazione delle telecamere di videosorveglianza del territorio e incrementando anche i servizi di controllo da parte degli agenti della polizia locale. Ma non solo, l'amministrazione del sindaco Luigi Pellanda è in attesa dell'ok della prefettura di Vicenza per far partire il controllo di vicinato. E qui torniamo al discorso. Coinvolgere i cittadini nella sicurezza, nella gestione della sicurezza. Quindi ripristinare la rete sociale. E l'intenzione è quello, ripristinare la rete sociale. Se vede nel volantino l'ultimo punto è importante e dice per esempio di tenere d'occhio, di aiutare, di andare a far visita alle persone anziane, alle persone fragili. Perché il controllo del vicinato, proprio perché è il recupero della coesione sociale, è anche farsi carico delle persone che hanno difficoltà, anche solo perché magari hanno qualche anno in più e quindi hanno magari più difficoltà a gestire il telefonino, i social, eccetera, e non devono rimanere isolate. Se vicino a voi abitano persone anziane sole o malate, fate loro una telefonata, una visita, ne saranno felici. Questo al di là, al di là di tutto. Insomma. Sì, ma anche fargli visita gli dà forza, gli dà sicurezza, gli aiuta. E senta, generale, voi come associazione non vi occupate soltanto di furti ma anche di truffe. Sì. È un'altra piaga questa, è un'altra piaga, soprattutto appunto noi ci occupiamo di sicurezza in generale. Di anziani. Sì. E da questo punto di vista c'è un alert, vorrei vedere con lei, eccolo qua. È una delle, anche questa è un ultimo alert che avete diffuso voi, ce lo vuole spiegare? Ci sono 1000 modi per la truffa e ultimamente vanno di moda le email e gli SMS con link. Il testo varia ma essenzialmente tende a mettere agitazione. È la banca che ti segnala che il conto verrà chiuso o che c'è un bonifico in pagamento che bisogna, se non l'hai fatto tu devi avvisare immediatamente, o l'ASL che ti chiede notizie mediche. L'importante è a parte che la maggior parte sono chiaramente individuabili con un minimo di sangue freddo già dalla grammatica e dalla sintassi, perché spesso non sono scritti da italiani, ma è importante non cliccare mai il link, che sia INPS, che sia ASL, che sia banca, mai cliccare il link presente in quella comunicazione, ma anche se abbiamo il ragionevole dubbio, uscire, chiudere ed entrare noi nel sito dell'ASL, dell'INPS, della banca, o rivolgersi noi, non chiamare il numero indicato nel messaggio nell'email, ma rivolgersi a quelli che risultano sul sito come gli contatti
per i clienti o per i cittadini e accertare il fatto. Perché in questi messaggi, il link di questi messaggi porta sempre a parlare con loro, a dare comunicazioni, dati a loro. Quindi al furto dei dati. Al furto dei dati. Allora facciamo così, un minutino di pubblicità, poi ritorniamo con il generale D'Angelo e parliamo anche di dazi con un altro collegamento fra poco. Di nuovo in diretta è rimasto con me il generale Claudio D'Angelo per parlare di furti e di sicurezza più in generale. Torneremo a farlo fra pochissimo, prima però dobbiamo aprire una pagina economica dedicata ai dazi. Ieri ci siamo concentrati sul settore agricolo, vitivinicolo, oggi su quello manifatturiero e metalmeccanico. Lo facciamo con Mirko Cavallini e Renzo Rigonna da Bassano. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono all'interno di un'azienda manifatturiera metalmeccanica di Nove con Lorena Piazza che è la titolare di questa azienda e soprattutto presidente del mandamento di Bassano di Up Industria. Parliamo di dazi anche per questo settore merceologico. Presidente, che aria tira tra di voi? Beh, diciamo che gli imprenditori sono sicuramente un po' in attesa, diciamo, c'è incertezza, c'è un clima di preoccupazione per questi dazi posti dagli USA, non c'è ancora un'effettiva, diciamo così, convinzione che entreranno in vigore il 1° di agosto al 30% come è stato scritto nella lettera del Presidente Trump. Quindi possiamo dire che siete prudenti, restate in attesa alla finestra? Restiamo ancora in attesa alla finestra, siamo ancora molto speranzosi che l'impatto di questo nuovo, diciamo così, di questi dazi possa essere il meno impattante possibile, anche se sappiamo che ci saranno e avranno un impatto importante soprattutto per determinati comparti, il metalmeccanico, il manifatturiero, ecco, saranno quelli che avranno più un'incidenza. Questo ci viene dai dati che sono stati fatti dalla Camera di Commercio, dove si prevede che ci sia un 20% di esportazioni in meno verso gli Stati Uniti, questo comporta circa un 470 milioni di euro di fatturato, diciamo, in meno verso questo paese, che non sono cifre da poco, molto importanti anche perché il comparto bassanese e vicentino esporta molto, anche le piccole e medie imprese esportano negli Stati Uniti. Ecco, le merci, lo abbiamo già sentito in altri settori, in quello agroalimentari, potrebbero prendere direzioni diverse. Esatto, questa è un'altra preoccupazione molto importante perché i dazi avranno sicuramente un effetto non solo sulla metalmeccanica, diciamo così, e il manifatturiero, ma l'effetto sarà molto più ampio, andrà a colpire anche quelle imprese che non lavorano direttamente con gli Stati Uniti, perché questi dazi che sono stati, diciamo così, palesati avranno un'influenza molto alta anche in Cina. La Cina ha già dei problemi interni suoi per l'assorbimento dei suoi prodotti, ma non solo, tutto quel materiale, quei prodotti in più che avrà cercherà di portarli nel mercato europeo. Portarli nel mercato europeo vuol dire portare via lavoro alle aziende europee, perché loro sicuramente producono a dei prezzi e a delle condizioni che noi in Europa non possiamo mantenere, soprattutto solo per quanto riguarda il discorso della sostenibilità, che noi lavoriamo con molti, diciamo così, più lacci e lacciuoli che servono a tutelare comunque i lavoratori, e questo insomma comporta dei costi nel prodotto. Ecco, i politici a livello europeo e ovviamente anche statunitense stanno discutendo, trattando. Voi da industriali cosa chiedete? Beh, noi come piccole e medie imprese crediamo, abbiamo bisogno di stabilità e di regole chiare, quindi ci aspettiamo che l'Europa faccia il suo lavoro, tratti ancora una volta, visto che il dialogo è ancora aperto con gli Stati Uniti, e riesca a ottenere magari qualche agevolazione in più rispetto ai
i dazi paventati. Insomma, questa è una speranza, ma si traduce anche in lavoro per l'Italia, insomma, e comunque per le nostre imprese, che è molto importante questo. Insomma, le imprese hanno una cosa che a me piace molto dire è questa: l'impresa sì è un'impresa, però sono le persone che sono all'interno dell'impresa che hanno un valore e che vivono di tutto quello che fa l'impresa, insomma, quindi fondamentale che si possa lavorare e lavorare bene. Il nostro territorio è fatto però purtroppo, per fortuna, di imprese medio-piccole che quindi potrebbero faticare a assorbire l'impatto. Sì, perché le nostre imprese faranno fatica, se dovesse essere, i dazi dovessero essere al 30%, superare questo shock, perché è un impatto molto grande e le riserve che hanno le piccole e medie imprese non sono infinite, insomma, ecco, quindi ci saranno delle problematiche in questo senso. Allora, non abbiamo elementi tali per sostenere dazi così importanti nel lungo termine. Confidiamo che questi giorni che mancano al 1° agosto portino qualcosa di buono per le nostre aziende, per il nostro territorio. Lorena Piazza, presidente del mandamento di Bassano di Appindustria, grazie per il suo intervento. Renzo Rigon alla parte tecnica da Nove, e Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko Cavallin. Un flash: un 28enne cittadino indiano irregolare in Italia è stato espulso dopo che la polizia di Treviso l'aveva sanzionato ben 10 volte per ubriachezza molesta. Lo straniero, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è entrato irregolarmente in Italia nel 2022 e aveva provato a sanare la propria posizione. Stazionava nella zona del parcheggio Appiani. Dopo il rigetto definitivo della sua istanza di protezione internazionale, l'uomo è stato preso in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione, che lo hanno imbarcato su un volo con destinazione New Delhi. 10 sanzioni per ubriachezza molesta, generale D'Angelo. Vorrei un suo commento. Ci vorrebbe evidentemente una modifica a livello normativo su quelle che sono le conseguenze di queste sanzioni. È ovvio che una sanzione va bene, dopodiché evidentemente all'espulsione si poteva arrivare prima, ma molto spesso sono problemi che, anzi come in questo caso, che dipendono dalla normativa, che può essere cambiata solo a livello politico, non dipende né dalle forze dell'ordine né dalla magistratura. Sono normative che vanno modificate e cambiate e deve essere una scelta, una decisione politica tra i pro e i contro. Perché comunque qua significa che per 10 volte è stato sanzionato, per 10 volte, quindi per 10 volte la polizia e i carabinieri o chi per essi sono entrati in azione. Tra l'altro, facendo quello non hanno fatto altro, ovviamente. Questo è un altro tema. Allora, generale D'Angelo, grazie come sempre anche per i consigli preziosi in chiave antifurto. Si apre il periodo delle ferie, quindi l'attenzione deve essere doppia. Grazie quindi alla generale Claudio D'Angelo. Noi siamo davvero in addirittura d'arrivo. Vi ricordo che subito dopo di noi c'è il meteo, poi il documentario Borgo Italia, il film drammatico del 2007, l'ospite inatteso. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Saluto e ringrazio dalla regia Simone Merlo e Fabio Faliero, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento chiaramente su Antenna 3.